Seconda prova dall'Arcoveggio, un Emilio, 8 al via, Velletri Jet, Pensiero Adri, Victor Dei Ronchi, Ulena del Rio, Senna Trio, Ursus TFT in prima fila, Zebù Risaia TRGF, Val Gardena Jet in seconda, in chiusura. Velletri Jet favorito su Victor Dei Ronchi. Sembra, in quello che sembra match, vediamo la partenza. Victor Dei Ronchi e Ursus TFT lottano per il comando davanti a Velletri Jet. Conquista il comando Victor Dei Ronchi, Ursus rimane al largo e non c'è posto per il momento alla corda, vediamo se no, non riesce, chiaramente chiude il buco. Roberto Vecchione con Velletri Jet e Ursus TFT si ritrova così scoperto all'esterno. Terza posizione in corda per Zebù Risaia TRGF, approfittando appunto della schiena di Velletri Jet, primi 200 in 14,5. Provvede già a moderare l'andatura Federico Esposito in sediolo a Victor Dei Ronchi, che completa il quarto in 36, seconda posizione per Velletri, poi Zebù Risaia, Ursus TFT che si è adeguato all'esterno e si trascina Val Gardena Jet, quindi Ulena del Rio, in coda Pensiero Adri e Senna Trio. Intanto 47,2 per i 600, sempre leader Victor Dei Ronchi che continua a fare melina, ovviamente una volta al comando, non ha nessun interesse ad allungare, nella sua scia c'è quello che è l'avversario principale, Velletri Jet, quindi inutile tirare una volata, mentre in terza posizione rimane Zebù Risaia, Ursus TFT all'esterno prova a riproporsi, intanto il chilometro se ne va in un tranquillo 1,18,2 al largo Val Gardena Jet, pensa per un attimo a venire via in terza ruota, poi segue Ursus TFT che è ancora tonico, ovviamente l'andatura fin qui è stata piuttosto ridotta. 400 alla conclusione con il leader che ora spara un 14,9, viene via in terza ruota Val Gardena Jet e Velletri Jet segue Victor Dei Ronchi che a 300 scarsi dalla conclusione allunga sensibilmente, Velletri nella sua scia, Victor Dei Ronchi entra nettamente in testa in dirittura d'arrivo. Victor Dei Ronchi, Velletri Jet si lancia in open stretch, Victor si difende, poi a centropista anche Zebù Risaia, finale con Velletri Jet che passa e vince nei confronti di Victor Dei Ronchi, al terzo finisce vicino comunque anche Zebù Risaia TRGF, 1,16,7, 33 a chiudere, vittoria quindi per il favorito Velletri Jet. Roberto Vecchione, training di Afrim Schmidra, 1,70 quota fissa, 1,61 al totalizzatore. Vedete una vittoria piuttosto netta perché aveva fatto un po' i propri comodi Victor Dei Ronchi, conferma di non essere al top, terzo posto per Zebù Risaia TRGF che corre bene, mentre al quarto è ancora Ursus TFT, ma corsa, ripetiamo, molto tattica, vinta da Velletri Jet, Roberto Vecchione.